ancora abbastanza? Non ne hai avuto ancora abbastanza? Sei pronto adesso? Vuoi conoscere veramente le risposte alle domande che ti stai ponendo? Che fai? Non rispondi. Tu hai fatto molte domande. Sei arrabbiato. E ora io ti chiedo se vuoi conoscere veramente le risposte alle domande che ti stai ponendo. O ti stai soltanto prendendo in giro? Impazzendo. So che cosa stai pensando. Io parlo con tutti, continuamente. Con la voce di ciascuno di voi. La domanda è: chi mi ascolta? È stata gridata dalla più alta montagna. Nei luoghi più infimi si è udito il suo sussurro. Lungo i canali di tutte le esperienze umane è riecheggiata questa verità. La risposta è l'amore. Voi avete proiettato su di me il ruolo di padre e avete plasmato l'idea di un Dio che giudica, premia e punisce. Voi avete creato intorno all'amore una realtà basata sulla paura e questa realtà basata sulla paura domina la vostra esperienza dell'amore. È questa che le dà l'impronta. È della paura che avete bisogno per essere, fare e avere ciò che è intrinsecamente giusto. Dovete essere minacciati per essere buoni. E che cosa significa essere buoni? Chi pronuncerà la parola definitiva su questo argomento? Vi do io la risposta. Siete voi a stabilire le vostre regole. Siete voi a fissare le linee guida. L'amore è tutto ciò che esiste. Lo so, lo avete già sentito e anche letto chissà quante volte, ma quando affrontate difficoltà, preoccupazioni, dubbi o paure, voi preferite dimenticarlo. Ciò che dovreste fare invece è rispondere a questa semplice domanda: che cosa farebbe ora l'amore? Vivete la vostra vita senza aspettative, senza il bisogno di risultati specifici. Questa è la libertà. Ricordate, voi siete costantemente nell'atto di creare voi stessi. In ogni momento voi decidete chi e che cosa siete. Lo decidete attraverso le scelte che fate in relazione alle persone e alle cose per cui provate passione. Sono un po' preoccupato per quello che penserà la gente quando dirò che ho una conversazione con te. La preoccupazione è l'attività di una mente che non comprende la sua relazione con me. Già. Ricordi la domanda: che cosa farebbe ora l'amore? Certamente. Rispondi a questa domanda, Neil, e io sarò lì, sempre e in qualsiasi modo. La sofferenza non ha niente a che fare con gli eventi, ma con la reazione che ciascuno ha verso di essi. Ciò che accade è solo ciò che accade, ma come noi lo percepiamo è un'altra questione. Io rivoglio solo la mia vita. Non puoi avere tutto ciò che vuoi. Scusa? Scusa per cosa? Non posso avere tutto ciò che voglio. È vero? Cosa? Non puoi avere tutto ciò che vuoi. Non posso avere tutto ciò che voglio. Esatto. Ma questo non ha alcun senso. Sì che ne ha. La tua richiesta è una dichiarazione che ti manca qualcosa e il dichiararlo produce quella precisa esperienza, il senso della mancanza nella tua realtà. Giusto. Quindi dovrei punirti perché hai fatto una scelta che io stesso ti ho messo di fronte. Questa è la domanda a cui devi rispondere prima di assegnarmi il ruolo di un Dio che condanna. Non capisco che cosa vuoi da me. Neil, voi mi avete frainteso e avete frainteso anche voi stessi. Io non voglio altro se non la vostra felicità. Ma voi credete di essere sottoposti a me, quando invece siamo tutti una cosa sola. Non esiste separazione. Io voglio per voi quello che voi volete per voi. Niente di più, niente di meno. Io non sono interessato al vostro successo terreno, solo voi lo siete. Non dovete preoccuparvi di come andare avanti. I veri maestri sono coloro che hanno scelto di vivere, non di sopravvivere.
Va avanti, fa qualsiasi cosa ami veramente. Non fare altro. Hai così poco tempo. Come puoi pensare di sprecare anche un solo momento facendo qualcosa che non ti piace? Questo non è vivere. Questo è morire. Gentile pubblico di O Bianco o Nero, benvenuti per questa puntata. Oggi parliamo di altre dimensioni, dell'altra dimensione. Abbiamo visto poco fa un piccolo spezzone tratto dal film Conversazione con Dio. Lo abbiamo fatto perché in questi periodi, specie in questo periodo dove le crisi finanziarie, dove si parla di spread, dove tutti i telegiornali in qualche maniera incutono in tutti noi una certa depressione di vita, spesso non sappiamo rapportarci con gli altri, anche perché gli altri sono pieni di negatività. Insomma, quanti di voi quando vanno in piazza o si trovano con degli amici, come va sempre peggio, eccetera. Allora ognuno di noi cercherà di dare delle risposte quanto più positive, e quanti veramente di tutti voi avrebbero la necessità di confrontarsi con qualcuno a cui fidarsi veramente. E quindi la preghiera viene rivolta spesso, anche per condizionamenti religiosi, alla figura del Padre Eterno. Ma comunque credo che anche parlare con noi stessi tante volte è una forma di preghiera per poter, diciamo così, stare un po' meglio in periodi di grandi depressioni. Quindi è un inno alla vita, soprattutto in questo periodo di vacanze natalizie, dove dovrebbe esserci il primo comandamento, quello di star tutti bene. Questo è un augurio che noi profondamente auguriamo a tutti voi. Però certo è che insomma bisogna anche cercare di aiutarsi l'uno con l'altro, senza cercare assolutamente sempre soltanto una voce al di fuori, perché tante volte troviamo dei silenzi, ma se cominciamo a comunicare con noi stessi profondamente, riusciremo sicuramente ad avere delle risposte che tante volte potrebbero sembrarci veramente stupide, ma che se le vai a cercare in profondità si riveleranno sicuramente preziose e fantastiche. Il prossimo filmato che lanceremo è quello del calendario Maya. Tutti avete sentito in questi anni, specie in questi mesi, la preoccupazione, tra virgolette, di tanta gente che dice che ci sarà la fine del mondo il 21 di dicembre di questo 2012. Beh, per me sono tutte sciocchezze, sicuramente un cambiamento ci sarà e ci dovrà essere se vogliamo andare avanti, perché comunque l'individualità, questa politica dell'io sono, insomma, non porteranno certo da nessuna parte. E credo che questa umanità dovrà interrogarsi, e speriamo che lo abbia già fatto prima, e se no, proprio ci auguriamo che lo possa fare anche il 21/12/2012, ad essere un'umanità un po' più compartecipativa. È innegabile che la nostra civiltà sta vivendo un periodo di radicale cambiamento. In ogni parte del pianeta sono evidenti i tratti di questo mutamento. Conflitti e guerre in ogni parte del mondo, vulcani che si risvegliano improvvisamente dopo secoli, terremoti e maremoti che distruggono intere regioni, alluvioni e tifoni che sempre più spesso spazzano via paesi e città. Nemmeno l'imponente ed esaltata tecnologia umana è in grado di contrastare tutto ciò. È evidente che essa è incapace di prevedere e combattere le poderose forze della natura. Bisogna riconoscere che da sempre l'uomo non ha cura del pianeta in cui vive. Da sempre l'uomo non si riconosce nel suo ruolo importantissimo e determinante per l'evoluzione del pianeta Terra. Basti pensare all'ozono, che posto dall'ordine naturale a protezione dei raggi ultravioletti va continuamente esaurendosi a causa delle nostre industrie e delle nostre abitudini. Basti per un attimo pensare alla contaminazione che ogni giorno produciamo alla terra attraverso gli innumerevoli scarti industriali e civili che inquinano irrimediabilmente fiumi, mari, terra e sottosuolo.
È ormai indiscutibile che l'uomo, attraverso le sue azioni e la sua sconsideratezza, sta devastando e distruggendo l'armonia naturale. Gli effetti di ciò sono visibili ovunque, anche se pochi sentono di essere preoccupati. Il clima planetario si sta ormai da diversi decenni modificando, determinando un anomalo aumento della temperatura, che a sua volta si ripercuote con il disgelo dei ghiacci polari, con i tornado, con i terremoti e con tutta una serie di fenomeni che sono indissolubilmente legati e interdipendenti. Non solo nella natura, ma anche nella vita sociale dell'uomo, i segnali di caos e disordine sono palesi ogni giorno. I sistemi sociali e politici che l'uomo ha organizzato non sono in grado di sopperire alle esigenze e ai bisogni di tutti, e questo provoca inesorabilmente disordini, insoddisfazione, miseria, conflitti sentimentali ed emozionali, insofferenza nei confronti di un sistema che non è per l'uomo, ma contro l'uomo. Molti sono coloro che stanno cercando una risposta per capire come vivere e superare questo momento difficile che la nostra civiltà sta attraversando. In molte religioni ci sono profezie che parlano proprio di questo periodo così critico, e molte affermano che quello che stiamo vivendo è un passaggio che l'umanità sta compiendo verso una nuova era. Proprio a proposito di profezie, sembra che l'antichissima civiltà dei Maya, più di 5.000 anni fa, abbia previsto quello che noi oggi stiamo vivendo e soprattutto quello che il prossimo futuro ci riserverà. Questo popolo, attraverso uno studio scientifico e religioso sul funzionamento dell'universo, è riuscito a leggere nelle leggi immutabili del cosmo e a scoprire gli effetti causati dai diversi movimenti umani, naturali e divini. Essi riuscirono a scoprire ciò che noi ancora oggi ci ostiniamo a negare: il tutto nell'uno e l'uno nel tutto. I Maya sostenevano che l'universo è vivo, vitale, attivo e che esso è costantemente in noi e noi in lui. Molti concetti oggi non considerati o sottovalutati furono dai Maya oggetto di importanti scoperte. Per esempio, essi erano in grado di spiegare gli effetti prodotti sull'uomo dai movimenti dei corpi celesti ed inoltre conoscevano gli effetti che le azioni umane provocano alla Terra, alla galassia e a tutto il cosmo. Probabilmente queste possono sembrare fatti e nozioni da esaltati, ideate per un pubblico di illusi, ma se per un attimo ci sforziamo di seguire il discorso logico che questo antico popolo ha fatto, i concetti sembreranno più naturali ed evidenti. Il famoso calendario dei Maya, così come conosciuto oggi, fu redatto e perfezionato intorno al I secolo a.C. ed è quasi certo ormai che è stato scritto dai Toltechi. I calcoli dei sacerdoti, astronomi, scienziati Maya sono di una precisione sconcertante. Basti pensare che l'ultima eclisse solare, quella dell'11 agosto 1999, è avvenuta con 33 secondi di ritardo rispetto a quanto avevano previsto i sacerdoti Maya. Così, per queste e per altri particolari, si può affermare che di tutti i sistemi di conteggio, calcolo e misurazione del tempo, quello dei Maya è sicuramente il più complesso e anche il più dettagliato. Il calendario, per essere molto sintetici, si basa su 9 periodi. Kin è il giorno, e ogni giorno ha poi un proprio nome. Uinal è un mese di 20 giorni, ed ognuno dei 18 mesi componenti l'anno ha il suo nome. Inoltre ne va aggiunto un altro, che si chiama Wayeyab, con i 5 giorni mancanti per raggiungere i 365 annui. Tun equivale a 365 giorni. Katun equivale a 20 Tun, ovvero a 7300 giorni. Bakatun è composto di 146.000 giorni, cioè da 20 Katun. Seguono Kalabtun, Kinkiltun e Alautun. Andrebbero poi aggiunte tutte le modifiche del caso, per rispettare le stagioni e l'orario, per essere sempre in armonia col tempo reale, ma non è il caso di entrare nei particolari.
Una cosa che invece va sottolineata è che il ruolo principale di questo calendario non è quello di stabilire con precisione le date nell'arco del tempo. Il calendario era lo strumento principale per accordare le azioni degli uomini o dei capi Maya con gli eventi della storia e le azioni civilizzatrici degli dei in passato e la volontà degli dei nel presente. La misurazione dei movimenti degli astri, dei pianeti, delle comete e degli asteroidi, lo studio dei fenomeni solari erano finalizzati ad armonizzare il comportamento umano al movimento dell'universo. Ecco come si può spiegare il fatto che nei monumenti e nelle piramidi Maya sono state descritte date che si riferiscono ad eventi risalenti a 90 milioni di anni fa ed altre che descrivono i fatti del nostro futuro. I Maya non solo erano coscienti dei movimenti dei pianeti intorno al Sole, ma erano arrivati alla sconcertante conclusione che tutto il sistema solare girava attorno ad un altro Sole, il centro della galassia, la Via Lattea, la via degli dei. Infatti, per i Maya, essa era la loro patria e la consideravano come un'importante fonte di studio e di informazioni. Il nostro sistema solare impiega per fare il giro della galassia 25.625 anni, periodo di tempo che rappresenta un anno galattico. Lo studio che i Maya fecero sul Sole permise loro di scoprire che il sistema solare intero si muoveva, che l'universo aveva dei cicli, ovvero periodi di tempo che iniziavano e che avevano un termine, come il giorno e la notte. Essi scoprirono che il sistema solare percorreva un'ellisse, che aveva per centro il centro della galassia. Questo significa che il Sole e tutti i suoi pianeti si muovono in cicli, in relazione con i Nabku, la luce centrale della galassia, un organismo vivente secondo i Maya. Essi stabilirono che questa ellisse, questo giro completo che compie il sistema solare, dura proprio 25.625 anni. Questo ciclo è il giorno galattico. Alla metà di questo percorso, che è di 12.800 anni, siamo più vicini al centro della galassia, alla luce. Siamo nel cosiddetto giorno. Nell'altra metà del percorso, di 12.800 anni, siamo più lontani dalla luce centrale, siamo nell'ombra, nella notte. È come dire che esiste un giorno galattico e una notte galattica, della durata di 12.800 anni ognuno. I Maya, inoltre, comparavano questo percorso nel sistema solare intorno alla galassia a quello che compie la Terra attorno al Sole. Quindi avevano diviso il ciclo completo in 5 cicli minori di 5.125 anni. Tale ciclo inizia con l'alba, il mattino galattico, rappresenta il momento in cui si abbandona l'oscurità della notte per entrare nella luce. Poi giunge il giorno, dove il sole centrale si fa sentire molto forte. Questa è un'età in pieno sviluppo, che culmina nella sua più alta espressione. Successivamente viene la sera, è il momento di incertezza e di ansia, dove la luce comincia a mancare. Il quarto ciclo è il vespro, dove si realizza una coscienza di tutti i fatti avvenuti e delle azioni compiute. È il momento dei resoconti. Infine arriva la notte, l'oscurità, dove l'occhio si dilata nella bramosia di vedere sorgere la nuova alba. Dopo aver descritto approssimativamente quelle che erano le conoscenze in possesso di questo popolo, affrontiamo il tema delle cosiddette profezie dei Maya, che sono suddivise in 7 parti. La prima profezia descrive il tempo che stiamo vivendo. Essa non parla della fine, ma racconta della conclusione di un ciclo. Afferma che la paura, la miseria, l'odio e la schiavitù del materialismo terminerà. Il calendario pone una data precisa, sabato 22 dicembre 2012. Entro questa data l'uomo dovrà riacquistare il suo ruolo di essere pensante e riconoscere tutti gli errori compiuti che hanno messo in serio pericolo tutto il pianeta. Dovrà rivoluzionare il proprio pensiero e tramutare la sua vita in una esistenza armonica con l'universo. Dovrà comprendere che tutto è vivo
e che Egli è parte del tutto. Questo significa che abbiamo 12 anni, solo 12 anni, per realizzare un cambio di coscienza e quindi di vita. La seconda profezia afferma che l'uomo di oggi si trova nel salone degli specchi, dove ha l'ultima opportunità di capire e scegliere il suo futuro. In questo salone l'uomo avrà l'opportunità e il dovere di guardarsi, di analizzarsi e di porsi con tutta coscienza di fronte alla natura, al pianeta in cui vive, al suo stesso futuro e a Dio. Nell'ultimo Katun, che dura 20 anni, e precisamente nel 13° Ahau, 8° Kawak, che corrisponde all'11 agosto del 1999, la stessa natura cosmica ha iniziato ad aiutare l'uomo ad analizzare il conflitto in atto sul pianeta a tutti i livelli. A questo proposito, bisogna ricordare che l'eclisse solare gettò un cono d'ombra su una parte della Terra, che va dall'Inghilterra passando per i Balcani e giungendo fino al Pakistan e all'India. È l'ombra più chiara ed eloquente che si abbia mai visto e che indica il continuo conflitto dell'uomo costantemente guidato dall'odio e dalla volontà di separazione. Tutto il sistema della galassia sta vivendo un cambio di vibrazione. L'uomo, attratto dalle vibrazioni più basse, quelle che alimentano i desideri materiali, compie scelte che sostanzialmente lo portano alla sofferenza e alla paura. Non bisogna però dimenticare che il comportamento attuale dell'uomo determinerà il suo futuro. Le scelte di oggi costruiranno la realtà di domani. La terza profezia descrive un'onda di calore che darà inizio ad un cambio climatico, sociale e politico. Questo dovrebbe causare una revisione, un esame di coscienza su quello che abbiamo causato alla Terra. Del resto non possiamo nascondere che abbiamo innescato un processo di autodistruzione, del quale dobbiamo al più presto prendere coscienza se vogliamo evitare il peggio. L'inquinamento delle acque, dell'aria, della terra, il cambio di clima, le piogge acide, l'effetto serra, la radioattività e i residui radioattivi, i concimi e i detersivi non biodegradabili, lo spaventoso calo di ozono rappresentano il male da noi inferto al pianeta che ci ospita. Il tutto può essere paragonato ad un cane che si morde la coda. L'uno causa l'altro come in un effetto a catena. Inoltre, secondo tale profezia, in questo periodo ci sarà un aumento dell'attività geomagnetica del Sole e del vento solare. La quarta profezia ammonisce categoricamente l'uomo ad interrompere la sua pratica di predatore e lo invita a mettersi in armonia con l'universo ed avvicinarsi al cambio che sta avvenendo nello stesso universo. È necessario imparare a vivere in armonia con il cosmo se vogliamo conoscere e capire il ruolo che abbiamo con tutto ciò che esiste. La quinta profezia afferma che la paura sulla quale si basa la nostra società scomparirà e cederà il passo ad una nuova realtà di armonia. Attualmente l'uomo è convinto che l'universo esista solo per lui e che egli sia l'unica forma di intelligenza esistente. Ecco da dove nasce la sua arroganza, il suo orgoglio e il suo predominio. Il cambiamento prospettato dalle profezie porterà l'uomo a riorganizzarsi a tutti i livelli, sviluppando una mentalità ed una logica più armoniosa. La quinta profezia afferma che il denaro finirà di essere il mezzo di interscambio. Esso sarà sostituito dalla ricchezza virtuale e crescerà la speculazione finanziaria. Infine, essa afferma che l'uomo non avrà più bisogno della tecnologia per vivere o per fermare la violenza. Ci sarà il rapporto mentale. Questo periodo, l'ultimo Katun, che arriverà sino alla fine del secondo ciclo della notte galattica, pari a 5125 anni solari, viene chiamato il tempo del non tempo. Durante il tempo del non tempo, afferma la sesta profezia, e cioè in questi ultimi 12 anni, apparirà una cometa o asteroide, la cui traiettoria metterà in pericolo la vita sulla Terra. Questo pericolo incombente dovrà però servire per prendere coscienza del valore della vita e del pericolo che essa corre. La settima profezia fa infine riferimento
all'alba di una nuova era, in cui la nostra coscienza vivrà in una dimensione nuova, dove amministreremo una maggiore energia e dove finalmente vivremo in armonia. Tra poco cederò lo studio a Silvano Farronato, il quale in questo anno ci ha accompagnato sulle stranezze che capitano, cerchi sul grano, UFO, e oggi tratterà l'argomento di Giorgio Bongiovanni e lo stigmatizzato che ha delle apparizioni mariane. Insomma, male non fa, se qualcuno ci crede e può star meglio, noi siamo ben contenti. Dal mio punto personale di vista credo che Dio, la Madonna, dobbiamo trovarla dentro di noi nei nostri comportamenti, nei comportamenti di tutti i giorni, come si diceva un po' prima, diciamo di essere più compartecipativi, di veramente amarci l'uno con l'altro e aiutarci se possibile l'uno con l'altro. Ma sentiamo proprio dalla voce di Silvano Farronato. Buonasera a tutti, benvenuti anche questa sera a una nuova puntata di Incontri ravvicinati. In studio con noi il presidente del gruppo ufologico del Veneto, Silvano Farronato. Buonasera a tutti e grazie per l'opportunità. Buonasera Silvano, di cosa ci parli questa sera? Questa sera voglio trattare un argomento difficile da trattare, che è il contattismo. Cos'è il contattismo e chi sono i contattisti? Il contattismo è un metodo che usano gli alieni per dialogare con noi terrestri. Praticamente loro preparano delle persone a interloquire, quindi proprio a dialogare con loro, però in maniera telepatica, non in maniera diretta usando inglese, francese, italiano, in maniera telepatica, per cui mandano dei messaggi che sono facilmente comprensibili indipendentemente dalla lingua che uno ha, e queste persone riescono a rispondere altrettanto attraverso questi messaggi che vengono dalla mente, quindi vengono costruiti dalla mente. I contattisti più importanti, il primo è George Adamski, che nella fine degli anni 60, 1960, ha iniziato quello che è il vero e proprio argomento ufologico nel mondo, perché ha fatto delle foto meravigliose. Una delle prime foto è dove si vede il disco volante che viene chiamato a Cappello del Prete, che c'è una cupola sopra, che abbiamo fatto vedere anche sul nostro sito, c'è fra le altre cose se qualcuno volesse essere curioso. In Italia abbiamo avuto due grandi contattisti, uno si chiama Eugenio Siracusa, che abitava a Catania, e questa persona ha fatto anche delle giornate, ha passato delle giornate in galera per le sue idee, perché era stato considerato una spia, nel senso che lui parlava di cose che erano top secret, e lui le sapeva, ma le sapeva non perché aveva rubato i segreti, ma perché questi alieni le avevano detto. Poi un altro di grande è Giorgio Bongiovanni, di cui parliamo stasera, e un altro che io amo tantissimo è Edward Billy Meyer, che è un contattista svizzero canton tedesco che ha fatto un viaggio nell'astronave degli alieni, che è qualcosa di fantastico. Stasera, se vuoi, credo che sia opportuno parlare del mio fratello, perché per me Giorgio Bongiovanni è come un fratello. Giorgio Bongiovanni è una persona straordinaria, una persona che ha vissuto delle esperienze estremamente importanti, perché il compito che gli è stato affidato era estremamente importante, ma che ha anche passato una vita, da quando ha cominciato ad avere la prima esperienza, di sofferenze estreme, qualcosa di inaudito, che è difficile capire, le persone non capiscono questa cosa qui.
E Giorgio Bongiovanni è una persona che è stato stigmatizzato, che poi vedremo nel filmato quando facciamo vedere proprio il filmato vero e proprio, ma credo che dobbiamo raggiungere alla storia di Giorgio Bongiovanni a gradi, nel senso partiamo prima con un filmato perché credo che sia molto congeniale la storia di Giorgio Bongiovanni, col primo filmato che parla della Vergine Maria. Egoismo, materialismo, crudeltà, indifferenza. Sono questi i valori che da tanto, troppo tempo dominano nel nostro pianeta. Nella folle e inarrestabile corsa dell'uomo verso l'autodistruzione, morale, etica e spiritualità sono ormai parole vuote che non hanno riscontro nella vita reale. Solo pochi hanno ancora la forza di lottare, dando l'esempio con azioni concrete. Cercano di salvare il salvabile. Una necessità urgente e improrogabile, sottolineata molte volte da un essere speciale, la Santissima Vergine. Negli ultimi 2 secoli, la Madre di Gesù è apparsa con maggiore frequenza e ha dato ai veggenti messaggi di fortissimo impatto. Ha implorato, ha ammonito, ha profetizzato all'uomo un tremendo destino se non avesse posto fine alla degenerazione e alla corruzione. E soprattutto ha annunciato la giustizia del Padre Celeste e l'imminente ritorno del suo figliolo, il Cristo Gesù, con potenza e gloria. Ma un potere ostile si è opposto alle sue richieste. Qualcuno ha impedito che i suoi messaggi fossero conosciuti dall'umanità. Con accorate parole, il 15 novembre 2009, la Santa Madre ha chiesto a un suo devoto figlio, lo stigmatizzato Giorgio Bongiovanni, di diffondere ancora una volta i suoi appelli al mondo. È desiderio del mio spirito, figliuolo mio, che tu diffonda ancora una volta i messaggi di misericordia e di ammonimento che il mio cuore immacolato ha trasmesso al tuo spirito e ai veggenti nel mondo durante le apparizioni dove io mi sono manifestata. Sì, figliuolo, desidero che tu diffonda i miei messaggi che i figli di Satana hanno voluto mantenere segreti. La Salette, Lourdes, Fatima, Garabandal, Medjugorje, Peña Blanca, Porto Sant'Elpidio e nuovamente Fatima sono i luoghi in cui la Madonna ha dato i messaggi più importanti per questo tempo. Conoscerli e metterli in pratica può aprire le porte a un futuro diverso, un futuro di giustizia e di amore. I messaggi segreti della Madonna, una storia da ascoltare, da vedere, da vivere. Scusa Silvano, ma cosa c'entra la Madonna con l'ufologia? Nella storia di Giorgio Bongiovanni c'entra, e lo vedremo nel momento in cui poi va in onda il filmato della sua vita, c'entra perché lui le prime stimmate sulle mani le ha avute a Fatima e quindi vuol dire che era in collegamento con la Madonna. E questa signora, questa Miriam, come lui la chiama, è quella che le ha dato un compito importante da svolgere nel nostro mondo, e lui l'ha svolto in maniera esemplare perché diciamo che complessivamente ha contattato circa, si pensa attraverso televisione, 2 miliardi di persone. È una persona che è stata all'ONU, quindi ha parlato della sua esperienza all'ONU, che non tutti vanno all'ONU, voi sapete che vanno solo le persone che hanno qualcosa di importante da dire, ma ha parlato, ha incontrato Gorbaciov, ha incontrato i reali di Spagna, ha incontrato tantissime persone, ha incontrato anche me, non sono importante come loro, però
l'ho fatto venire qui a Bassano a parlare della sua esperienza e ho dovuto prendere il palazzetto dello sport perché era abbastanza presumibile che venissero tante persone, sono venute tante persone. E sempre prima di entrare nel merito specifico della storia di Giorgio Bongiovanni, faccio vedere un altro filmato, quindi non solo la Madonna, ma anche il filmato dove si vedono due cerchi sul grano che, trattato in un certo modo, e si vede nel filmato, viene fuori il volto di Gesù, il volto della sindone. Quindi via il secondo filmato. Un collegamento tra religioso e ufologia? Sì, perché appunto adesso che facciamo vedere la storia di Giorgio Bongiovanni si capisce qual è il legame che collega Giorgio Bongiovanni alla Madonna e Giorgio Bongiovanni a Gesù. Giorgio Bongiovanni è stato una persona eccezionale, basta tenere presente una cosa molto semplice per dire, che è l'unico stigmatizzato che perde sangue tutti i giorni. Quindi non esiste nessun altro, né Padre Pio, né la signora che non ricordo adesso tedesca, no, lui è l'unico che tutti i giorni perde sangue continuamente. E adesso diamo il via allora all'ennesimo filmato e vediamo un po' la storia di Giorgio Bongiovanni, dalla prima stimmate all'ultima e secondo me questa storia, anche se in breve, racconta in maniera eloquente quella che è stata la vicissitudine di Giorgio Bongiovanni. Diamo via quindi al prossimo filmato su Giorgio Bongiovanni. A Fatima, in Portogallo, è il 2 settembre 1989. Nella piazza adiacente al grande santuario, un giovane italiano di 26 anni, Giorgio Bongiovanni, cade in estasi sotto la grande quercia. Vede uscire da un globo luminoso Miriam, la Madre Celeste, che dall'aprile di quello stesso anno gli è più volte apparsa, chiedendogli di recarsi a Fatima, dove gli avrebbe dato un segno che tutto il mondo avrebbe visto. Il giovane vede partire dal petto della Vergine, adornato da una rosa bianca, due raggi luminosi che gli colpiscono il palmo delle mani. Con il passare delle ore anche il dorso si squarcia. Dal grande dolore che prova comprende che si tratta delle stimmate. La vita di Giorgio Bongiovanni cambia per sempre. Rientra a casa,
dove la giovane moglie Lorella e il figlioletto Giovanni lo attendono, già pronti a condividere con lui la sofferenza e la benedizione che il miracolo delle stimmate racchiude nel suo mistero. La prima parte della missione di Giorgio è incentrata sulla divulgazione del terzo segreto di Fatima, che la Chiesa Cattolica, quale tutrice dell'unica veggente ancora in vita, Lucia dos Santos, avrebbe dovuto rivelare nel 1960. Solo nel 2000 Giovanni Paolo II ha consentito che venisse diffuso, ma la versione ufficializzata è stata da molti contestata e considerata parziale. Secondo i messaggi ricevuti dalla Madonna, Giorgio spiega che il terzo segreto di Fatima, oltre ad avvisare l'umanità delle gravi conseguenze che incontrerà se non cambierà il suo modo di operare, contiene anche 25 righe scritte di proprio pugno dalla suora, in cui si legge che esseri cosmici giungeranno sulla Terra da lontani lidi dell'universo nel nome di Dio. Questi discorsi legati alla vita nel cosmo non sono una novità per Giorgio, che sin dall'età di 13 anni era stato educato con concetti universali da un uomo che è stato il suo padre spirituale, il contattista Eugenio Siracusa. Hanno inizio così i primi viaggi. Spagna, Argentina, Uruguay e Paraguay sono la meta iniziale. Ad Asunción, Paraguay, Giorgio incontra la regina Sofia di Spagna, alla quale mostra le stimmate. Sarà lei stessa poi, il 27 ottobre 1990 a Madrid, a presentargli l'allora presidente dell'Unione Sovietica Mikhail Gorbaciov e sua moglie Raissa. Al premier russo, il giovane stigmatizzato chiede il permesso di portare il terzo segreto di Fatima nel suo paese, concessione che gli verrà accordata. Il 2 settembre del 1991 Giorgio è a Porto Sant'Elpidio, nella sua casa. Sanguina e vede il Maestro Gesù. Nello stesso momento si formano nei suoi piedi 2 croci sanguinanti. Sostenuto da Lorella e da altri amici si alza. Con molta fatica riesce a muovere qualche passo. Le ferite, che in un primo tempo crede temporanee, saranno invece il secondo dei segni permanenti sul suo corpo. Con le mani e i piedi segnati, Giorgio Bongiovanni arriva a Mosca. La Santa Madre Russia, di cui la Madonna stessa nel secondo messaggio di Fatima aveva chiesto la consacrazione al suo cuore immacolato, rappresenterà nella vita di Giorgio una tappa fondamentale. Giorgio parte anche alla volta dell'Africa, un continente particolarmente caro per la profonda commozione che in lui suscitano la sofferenza e l'aristocrazia di questo popolo martoriato dalla miseria e dagli orrori della guerra e delle malattie. Alla popolazione radunatasi a migliaia chiede di restare uniti nel nome di Cristo. Nel mese di maggio del 1992 Giorgio si trova a Montevideo, Uruguay. Il giorno 28 compare la quinta stimmata, al costato, sul lato sinistro. La sanguinazione è abbondante e lo sgorgare del sangue disegna sul suo corpo l'evidente forma di un calice. L'anno successivo, il 26 luglio del 1993, ad Aurora, Uruguay, si apre sulla sua fronte una ferita a forma di croce. È la sesta stimmata. Prima di fare il ritorno a casa, Giorgio si ferma a Città del Messico, dove viene intervistato dal famoso giornalista messicano Jaime Maussan, che sarà l'autore dell'unica videocassetta esistente sulla sua storia. Giorgio, infatti, avendo piena fiducia del professionista, consente di venire sottoposto ad analisi e perizie ematologiche, psicologiche e psichiatriche. Il risultato conferma il pieno equilibrio mentale e diagnostica una sorprendente differenza nella velocità di coagulazione del sangue che fuoriesce dalle stimmate rispetto a quello venoso. E nel profumo, quello delle ferite, emana una delicata fragranza di rosa. Sarà Jaime Maussan, poi, a presentare Giorgio all'antropologo tedesco Michael Heismann. La conoscenza con questi 2 eminenti ricercatori, divenuti poi cari amici, segna per lo stigmatizzato l'inizio di una nuova fase della sua missione. Infatti Heismann introduce Giorgio nell'ambito della comunità ufologica internazionale. Il ruolo di Giorgio è di spiegare l'implicazione spirituale della visita extraterrestre sulla Terra. L'introduzione di concetti di filosofia cristiana cosmica costituisce le basi di una vera e propria nuova teologia.
Dalle sue esperienze dirette e da anni di ricerca comprovata da documenti inoppugnabili che reperisce soprattutto in Russia, Giorgio spiega che sono diverse le razze che ci visitano e sono coordinate da esseri purissimi, il cui corpo è composto interamente di luce pulsante, così come i mezzi che usano per viaggiare nel cosmo. Il 2 settembre del 1996 Giorgio compie 33 anni. Nella sua città natale, a Floridia, presso la casa di suo fratello Filippo, vive un nuovo miracolo. Sanguina dalla corona di spine e versa lacrime di sangue. La visione che accompagna il segno è apocalittica e il messaggio di Gesù promette giustizia per i pargoletti della vita e per la madre terra in agonia. Lo stesso miracolo si ripeterà per 4 anni consecutivi. Con il passare del tempo la missione di Giorgio assume una dimensione più concreta, orientata verso il sociale e i problemi del nostro tempo. Edita 2 riviste mensili, Terzo Millennio e UFO la visita extraterrestre, che hanno la funzione principale di coniugare gli insegnamenti spirituali e cosmici con gli eventi attuali su scala mondiale. Su questa scia Giorgio diviene direttore responsabile di un'altra testata, Antimafia 2000, che si occupa principalmente di mafia. Dietro a questa scelta vi è sempre la direttiva della Vergine Maria, che sin dal primo momento gli aveva indicato la terza e ultima parte della sua missione: additare il volto dell'Anticristo, inteso non come un essere che incarna in sé il male, ma come quell'insieme di forze negative che soggiogano il mondo. La mafia, secondo Giorgio, è una di queste, e la battaglia contro questo male rappresenta la via più veloce per arrivare al compimento della sua missione. Ed è proprio per adempiere ad essa che a Medjugorje, dove si sente chiamato, Giorgio chiede alla Vergine, riapparsagli dopo anni, di rendere invisibile la croce che porta sulla fronte, lasciandogli però il dolore. La Madonna accoglie la sua richiesta, specificando però che la croce si renderà nuovamente palese in corrispondenza di determinati eventi, mentre le altre stimmate rimarranno permanenti fino alla conclusione del suo compito. Oggi Giorgio, spinto dalla grande richiesta e in obbedienza alla volontà superiore, ha ricominciato a viaggiare per il mondo, accettando inviti a conferenze e congressi di natura spirituale. È in quest'ambito che Giorgio entra in stretta collaborazione e totale appoggio di Raúl Bacatello, presidente dell'associazione FUNIMA, Fundación Los Niños del Mañana, che da anni si occupa dell'oggetto d'amore più puro, i bambini, in particolare quelli abbandonati e dimenticati da tutti nei luoghi più impervi della Cordillera delle Ande in Argentina. Con lui e per loro Giorgio assume l'impegno caritatevole di raccogliere alimenti, indumenti e fondi. Tanti gli uomini e donne di buona volontà che operano in tal senso, al punto che si rende necessaria la costituzione in Italia dell'associazione Onlus Funima International, con lo stesso presidente Raúl Bacatello, definito ormai il missionario delle Ande. Dopo 15 anni di stimmate ad ogni uomo, donna o bambino che incontra nel suo incedere, non importa se sia credente o meno, né di che razza o religione sia, Giorgio chiede di dedicarsi anima e corpo ad una qualsiasi attività a favore della vita, per noi stessi, per la madre terra e soprattutto per le nuove generazioni, in attesa che si compia la più importante delle profezie, il ritorno di Cristo sulla terra. Silvano, ci sono degli scienziati che affermano che si possono procurare le stigmate con dell'acido. Cosa pensi? Cioè, pensi che anche Giorgio Bongiovanni abbia fatto la stessa cosa? Sì, mi viene il dubbio. Non ce l'hai solo tu il dubbio. E secondo me le persone come Giorgio Bongiovanni creano 2 schiere di pensiero. O lo ami e ci credi, o lo odi e non ci credi. E chi lo ama in maniera totale, chi lo odia altrettanto in maniera totale. Per quanto riguarda le stimate che lui ha avuto, al di là di testimonianze, nel momento in cui gli sono nate le stimate a Fatima, non era da solo, come abbiamo visto nel filmato, c'erano tante persone vicino e quindi loro non hanno visto, come ha spiegato lui, la Madonna dal cui cuore sono partiti i 2 raggi che gli hanno trafitto le mani. Però questi hanno visto
che dal niente sono nate le stimate sulla mano di Giorgio Bongiovanni, che attraversa tutto il palmo della mano, successivamente anche quelle dei piedi, successivamente ancora abbiamo visto quella del costato, e poi aveva la croce sulla fronte, abbiamo visto anche questa, che poi lui ha chiesto di tirare via questa croce sulla fronte, di lasciargli pure il dolore e non avere più la croce sulla fronte. Ci sono altri scienziati, a differenza di quelli che dicono che si può procurare queste cose qua, che dicono che comunque Giorgio Bongiovanni è qualcosa che va contro natura, nel senso che una persona che perde 50 centilitri di sangue al giorno dovrebbe essere anemica, dovrebbe comunque rasentare, andare verso la morte, perché non si può vivere tutti i giorni perdendo 50 cc. Uno dovrebbe mangiare tantissimo per procurare quello che perde. Beh, lui perde tutti i giorni questi 50 cc di sangue e non è assolutamente anemico, perché come l'avete visto è abbastanza tranquillo, eccetera. Quindi credo che se ne frega in qualche modo delle stimate, anche se gli procura dolore intenso, come ogni volta che sanguina, come gli stessero trafiggendo in quel momento le mani, i piedi, il costato. Quando ha fatto i 33 anni lui ha avuto anche la croce, quindi ha perso sangue anche sulla fronte, come abbiamo visto sul filmato, quindi è aumentato ulteriormente quella che era la fuoriuscita di sangue. Ci sono dei professori però che hanno analizzato queste stimate, e il quarto filmato parla proprio di un professore che esprime il suo giudizio rispetto a queste stimate. Ma lui in passato ha avuto anche un'equipe di medici che hanno controllato, e la cosa strana, come poi lo ripete anche questo medico in questo filmato, che il sangue che fuoriesce dalle ferite intanto è profumato, e nonostante sulle mani, sui piedi sia esposto alle intemperie, perché specialmente le mani, anche se lui ha dei guanti, ha delle fasce, però comunque potrebbero in qualche modo infettarsi, queste ferite non si infettano. E quindi anche questo è molto anomalo, molto impensabile che una persona che ha queste ferite a ciel sereno non vada in putrefazione della ferita stessa, no? Proprio non c'è questo problema. C'è stato, oltre al professore che ha visitato Giorgio Bongiovanni, nel prossimo filmato che vedremo, c'è stato anche un'equipe che l'ha visitato, e anche per questa equipe ha detto che non è un millantatore, quindi non è uno che si è procurato con un chiodo, con qualche cosa queste ferite, anche perché sarebbero già infettate. E la cosa importante di questa persona, di Giorgio Bongiovanni, è che il sangue che fuoriesce dalle ferite intanto è profumato, quello che fuoriesce dalle ferite, e coagula in tempi molto veloci, mentre il sangue che gli è stato estratto dalle vene coagula nel tempo normale, come qualsiasi altra persona a cui viene provinato il sangue. E abbiamo visto anche che lui è stato impegnato, è stato interessato a questo male, perché doveva portare in giro per il mondo il terzo segreto di Fatima. Però quello completo, perché è vero che qualche Papa ha detto qualcosa, ad esempio Giovanni XXIII non ha parlato assolutamente del segreto, è stato Giovanni Paolo II che però ha svelato una parte del segreto, la parte che riguarda la Chiesa che sta andando in rovina non l'ha svelata, e quindi nel terzo segreto di Fatima mancava questa parte. Poi c'erano anche le 20 righe che ha fatto Suor Lucia, manoscritto fatto da Suor Lucia, che non è mai stato divulgato cosa diceva. E credo che vedendo anche questo prossimo filmato capiremo fino in fondo la bellezza di questa persona, legata alla sua sofferenza e legata anche al fatto che possa sopravvivere una persona con tanti dolori ma anche tanti problemi come gli procurano queste ferite.
evidentemente delle ferite che non possiamo considerare piaghe, perché le piaghe hanno tendenza alla guarigione, né ulcere, perché richiederebbe una base patologica. Le ulcere sono quelle che non hanno invece tendenza alla guarigione. Il sangue non ha nessun aroma o odore sgradevole che denoti segni di infezione, del resto sono ferite che dimostrano una assoluta pulizia, a parte il sangue ovviamente che è fuoriuscito di recente, non mostrano segni di pus, di infezione, segni di tumefazione, cioè tutti i segni classici dell'infiammazione che accompagna uno stato infettivo, cosa che rende queste ferite particolarmente strane, se vogliamo dire. Strane perché è una ferita che dura da 20 anni, che sanguina in questa maniera ogni giorno e che fornisce ai germi un importante terreno di coltura come appunto il sangue, dovrebbero recare, come prassi, come sarebbe facile trovare in altri casi, dei segni di infiammazione e quindi di infezione. Invece queste sono ferite che hanno le sembianze di ferite sterili. È evidente la sofferenza di Giorgio Bongiovanni che accompagna questa esaminazione, questa è priva di ogni commento. Quello che lascia appunto notevolmente impressionati è l'assoluta pulizia, a parte il sangue, della ferita, che non si accompagna a nessun altro segno. Sangue che ho potuto tastare, che per altri versi in altre occasioni è stato esaminato approfonditamente in laboratori di analisi e che è dello stesso gruppo ed ha le stesse caratteristiche del sangue prelevato dalle vene del signor Bongiovanni. Quello che resta, a mio avviso, assolutamente inspiegabile è l'assoluta pulizia che dura da 20 anni. E dato che ho avuto modo di vederle già altre volte, devo constatare che non subiscono nel tempo delle alterazioni che ne denotino una evoluzione verso forme di degradazione, di degenerazione organica delle ferite o dei tessuti circostanti. I filmati sono stati molto interessanti, però siamo arrivati alla fine della trasmissione, devo salutarti. Grazie di essere stato con noi e buonasera. Ecco, io nel ringraziarvi devo dire una cosa, spero che Giorgio Bongiovanni sia recepito da parte di chi ha visto questa trasmissione in maniera diversa da come lo pensava prima, perché questo alla fine quello che mi ero prefisso che accadesse. Spero di sì, buonasera a tutti, alla prossima. Grazie, buonasera a tutti. Ringraziamo l'amico Silvano Ferronato per questo anno che ci ha dedicato con l'altra dimensione. Siamo proprio in chiusura, prima di darvi l'appuntamento a settimana prossima, che sarà la puntata conclusiva targata 2012 e crediamo di poterla fare senza nessun problema, anche se dicono del calendario Maya, noi crediamo fino a un certo punto. La vita sicuramente avrà ragione su ogni tipo di nefandezza o di fine del mondo. La vita è vita ed è una cosa che noi dobbiamo veramente tenere a mente. Siamo sotto Natale, ecco, avete visto un gattino qua e là che gira in queste trasmissioni. Si usa ed è uso e consumo tante volte a regalare un cucciolo di gatto o di cane o di qualsiasi altro animale domestico per poter accontentare o il figlio o il nipote. Poi dopo, spesso, quando va bene, ce li ritroviamo in mezzo alla strada ad agosto. Quando ci va male, proprio dopo l'Epifania, insomma, ci accorgiamo che questi animaletti hanno delle esigenze giuste e mi pare anche che sia ovvio che sia così,
e insomma ci stanchiamo e poi dopo non sappiamo più cosa farne e li abbandoniamo. Ecco, cerchiamo di fare dei doni che siano in qualche maniera dei doni importanti, ma facciamoli con un po' di sale nella testa, perché poi alla fine ci troviamo ad un Natale bellissimo, pieno di buoni proponimenti, e poi ci troviamo, ahimè, dopo Natale a vedere tanti gatti e tanti cani abbandonati in mezzo alla strada, e tante volte vediamo che fanno anche una brutta fine. Quindi l'appuntamento è per settimana prossima, e quindi con questa puntata è tutto. Buonanotte.